Tumori al seno, appello in Commissione Salute all'ARSA, accogliete l'invito per il test mammografico gratuito, l'intervento del Presidente, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. C'è ancora tanto da fare in Sicilia per la prevenzione dei tumori al seno su un target di 345.000 donne dai 50 ai 69 anni che ricevono a casa l'invito delle ASP delle varie province. L'adesione al test mammografo è di circa il 30%, questo nonostante l'impegno profuso in questi anni dall'assessorato regionale per la salute, coinvolgendo i medici di famiglia. È necessario quindi un cambio di tendenza, cercheremo di fare ancora di più per convincere le donne ad effettuare i test gratuiti. A dichiararlo è il presidente della Commissione Sanità Margherita La Rocca Ruvolo a margine di un incontro avuto con il gruppo italiano Screening Mammografico, GISMA, in ordine ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno nell'ambito dei programmi di screening organizzati che si è svolto presso la Sala Piersanti Mattarella a Palazzo dei Normanni. Nel corso dell'incontro hanno portato il loro contributo il professor Massimo Midili, docente ordinario di diagnostica per immagini e rettore eletto dell'Università degli Studi di Palermo, Silvia De Andra, presidente del gruppo italiano Screening Mammografico, Francesca Catalano, presidente della rete senologica oncologica della regione siciliana, Giuseppe Merlino, Giovanni Sagutti, Alfonso Frigerio, medici, rappresentanti di GISMA e la dottoressa Lucia Lisacchi, dirigente responsabile del servizio prevenzione secondaria dell'assessorato regionale per la salute. Accogliendo l'invito del GISMA, spiega il presidente della Commissione La Rocca Ruvolo, abbiamo così promosso questo incontro per fare il punto sullo stato dell'arte dei test mammografici e per avviare un percorso di collaborazione che possa contribuire a una maggiore diffusione della cultura della prevenzione dei tumori al seno tra le donne e gli operatori sanitari in Sicilia. Purtroppo, continua il presidente Margherita La Rocca Ruvolo, la situazione non è delle migliori, gli inviti molto spesso non vengono accolti, per questo rivolgo un appello alle donne siciliane, la prevenzione è importante, accettate quindi l'invito a effettuare gratuitamente il test mammografico nelle strutture convenzionate più vicine ai vostri comuni di residenza e lì è possibile, conclude il presidente La Rocca Ruvolo, trovare tutte le informazioni sui siti delle ASP di riferimento.